di Vincenzo Santapaola. Presidente, c'è opposizione. Il signor Caponnetto è stato, io ho taciuto, ma non credo cosa c'entri in questo processo. Presidente, la posizione di Santapaola Vincenzo è stralciata. Sì, è stralciato. No, non è stralciato. Questo almeno no. Di classe 56. Stiamo parlando di Vincenzo Santapaola di Figlio di Benedetto. No, non c'è stata mai occasione di... Si rigettano le opposizioni, può rispondere. Non c'è stata mai occasione di andare anche perché quando è iniziato il rapporto con il Santapaola Vincenzo già non c'erano più rapporti tranne il Caponnetto, perché io non facevo più l'attività di prima, quindi non avevo più il motivo. E quindi questi rapporti con il Caponnetto quando li sono avuti, le ha detto? I rapporti commerciali, cioè la fornitura, la fattura era una fattura grossa di tonno, perché io mi ero impegnato con l'azienda a fargli avere, diciamo, una fornitura, che loro lavoravano forte, diciamo, come dico il periodo in cui ha avuto questo rapporto è il 90-91. 90-91, cioè comunque il 90 è sicuro. Mentre la vicenda, diciamo, mentre il Caponnetto fino a quando l'ha frequentato? Il Caponnetto fino a quando... Il Caponnetto l'ho visto anche dopo, perché poi non è che mi è stata pagata in contanti, abbiamo avuto una soluzione sofferta di quel debito, non era usuale, diciamo, non aveva una pronta cassa il Caponnetto, era un po' restio, diciamo, o per problemi seri interni a pagare, diciamo. È lei per un fatto noto per quella vicenda dei rapporti commerciali con la Superesse di cui diceva, ha avuto rapporti diretti con il Caponnetto? Rapporti diretti, che andavo là a chiedergli i soldi e qualche volta tornavo senza. Senta, lei conosce Musumeci Francesco? C'è opposizione, signor Presidente, la posizione di Musumeci è stralciata. Nuovo dell'esame riguarda la vicenda Superesse, Sì, quindi però non è stata la posizione si specifica rigetta che viene l'opposizione, stralciata. può rispondere. Presidente, le permetto, quando io vorrei comprendere, io capisco che vi sono state esigenze di speditezza del processo per cui c'è lo stralcio, però onestamente è un problema anche di coerenza, veramente non ha senso, io ve lo dico con grande mortificazione, non so cosa ci stiamo a fare. Non capisco perché si stralcino degli imputati per esigenze dirette di sveltezza. Noi faremo 6 udienze alla settimana e poi veramente vi è una repressione del diritto di difesa. Io insisto col dire che non si possono fare queste domande dirette sui imputati che sono lei stati... quando mi parla di coerenza e altro può anche avere ragione, ma quando si cominciano a ventilare menomazioni di diritti di difesa andiamoci piano. Perché l'avvocato, il signor Caponnetto non sarà giudicato in questo processo. Se poi quando si riguarda la sua posizione si dovessero prendere in considerazione e utilizzare delle dichiarazioni fatte dal signor Fichera in questo processo, allora si potrebbe parlare di menomazione. Comunque, Presidente, il problema è questo. Che comunque la mia opposizione rimane così energica e con le parole che ho detto registrate. Allora io ribadisco che, considerato che sono stati ammessi dei verbali interrogatori che riguardano proprio il signor Caponnetto relativamente alla vicenda Sigros, che oggi è stato posto un problema di rapporti con il Sigros, la Corte ha ritenuto che ci fosse pertinenza al tema della decisione con riguardo a quegli imputati che sono rimasti come imputati del delitto di cui all'articolo 416 bis, che è aggravato ai sensi del comma 6. Quindi purtroppo, avvocato Attanasio, con tutte le incoerenze di questo mondo dobbiamo procedere. Si rigetta l'opposizione e il pubblico ministero procede. Qual era la domanda? Musumeci Francesco, se conosceva il Musumeci Francesco. Conosco Musumeci Francesco, ma no, che non attiene alla Superesse, cioè un rappresentante di prodotti alimentari. Perché mi ha fatto questa citazione Musumeci Francesco? Per la non so come dirlo, comunque. Ci siamo. L'ha capito. Senta, Sant'Ocono Carmelo lo conosce?
No, cioè lo conosco, ora l'ho sentito da un po' di tempo qua, e siamo tutti nello stesso calcio. Mi scusi, il pubblico ministero chiede di formulare altri capitolati di prova perché ci orientiamo. Beh, avvocato, Tra leggendo... l'altro, mi scusi, io faccio presente che si tratta anche di circostanze che non emergono dai verbali di interrogatorio rese dal Fichera a seguito della notifica dell'ordinanza, signor Presidente. Certo, signor Voglio Presidente. l'opposizione. Lei conosce Mirenda Giuseppe? Attenzione, signor Presidente. Questo riguarda la vicenda Superesso, corrisponde. E Mirena era una delle persone che si interessava dei pagamenti negli ultimi tempi della Superesso. Lei ha avuto rapporti diretti con il Mirenna? Gli ho continuato a chiedere i soldi che dovevo avere dal signor Caponnetto. Galea Eugenio lo conosce? Attenzione, signor Presidente. Si accoglie. Rantuccio Carmelo lo conosce? Presidente. Ce l'ho visto qua, è un testimone che è venuto. No, non risponda, Fichera. Sull'opposizione la Corte cosa decide? Ci rinuncia. Vabbè, non insistere domani. Vabbè, Non fa altre domande al pubblico. potremmo ritenerlo chiuso. Domande. Signor Fichiera, mi scusi, con riferimento a questa fornitura di cui lei ha parlato al signor Caponnetto Anastasio, lei ricorda l'importo della fornitura? Era 21 milioni e qualche cosa. E lei Era sta... una fornitura di tonno alto, Sì, questo ma lo ricordo. ha lei una documentazione di questa La fornitura? fattura, le bollette di accompagnamento, di consegna, tutto il materiale. E la fattura le venne pagata per intero? No, ancora c'è un residuo di un paio di milioni. E questo credito in quanto tempo lei lo recuperò? Non per intero comunque? Nell'arco di 2 anni, 2 anni. Dalla fornitura? dalla fornitura, diciamo. Nessun'altra domanda, signor Presidente? Era il signor Fichera. Presidente, Scusi, c'è l'avvocato lì. signor Fichera, prima di andarsene vuole fare qualche dichiarazione alla Corte? No, non ho l'esigenza di... almeno. Grazie. Possiamo licenziare il signor Fichera? Può andare. Buonasera. Buonasera. Allora, c'erano altre richieste istruttorie, la Corte ha avuto contezza di questo trafiletto sul quotidiano La Sicilia, 19 maggio 96, pagina 19, e ha avuto riguardo al contenuto dello stesso, ritiene che non possa trovare ingresso la prova richiesta dall'avvocato Antille sotto il profilo dell'articolo 507 del Codice di procedura penale, perché si dice che il Tribunale di Roma ha condannato a 2 anni di reclusione per calunnia il pentito che l'aveva propalata. Quindi, se la notizia può in teoria avere un qualche riferimento al tema della decisione, tuttavia si rileva che bisognerebbe che la notizia può trovare ingresso solo ai fini di una indagine che, essendo palesemente esplorativa in questo momento del processo, non è consentita ai sensi dell'articolo 507, quindi rigetta la domanda. Per quanto riguarda poi le dichiarazioni di Cassia, aspettiamo che il pubblico ministero
le guardi. Chiedo scusa Presidente, l'avvocato l'ha già messo a disposizione la Corte? Non lo so. Perché siccome non c'è l'avvocato Rapisarda, Rapisarda per questo, non ci torniamo sopra. Poi devo ancora dire che il decreto di urgenza della trattazione del processo non riguarda più l'imputato Gutta Bruno, che è stato rimesso nelle more in libertà, e quindi seguendo il criterio indicato nell'ordinanza che ha disposto lo stralcio, anche la posizione di Gutta Bruno deve essere separata dal presente processo e deve essere rinviata quindi all'udienza quando è l'udienza del rinvio dello stralcio? Quando è il 19? 17 settembre, quindi all'udienza del 17 settembre. E mentre invece ci siamo accorti che c'è stato un errore materiale sempre nell'ordinanza di stralcio per quanto riguarda la posizione dell'imputato Ercolano Sebastiano, il quale è stato confuso da me con l'imputato Ercolano Salvatore, imputato di omicidio e non anche del delitto di cui all'articolo 416 bis del codice penale. Se dico cosa inesatta anche stavolta correggetemi, mentre invece Ercolano Sebastiano è imputato soltanto del delitto di cui all'articolo 416 bis, è giusto? E dell'articolo 74? E dell'articolo 74, quindi alla stregua del criterio enunciato nella ordinanza di separazione, la posizione di Ercolano Sebastiano deve essere recuperata a questo processo e ciò sarà fatto quando sarà possibile, cioè all'udienza di rinvio. Aspetta, lo diamo alla fine. Lo dobbiamo chiamare, no? Dopodiché mi pare che possiamo passare all'esame degli imputati. Sì, signor Presidente, io non ricordo se noi avevamo chiesto specificamente l'acquisizione dei verbali di interrogatorio resi dagli imputati. Ancora no. Ad ogni buon conto io ne faccio richiesta, riguardavano gli imputati che si sono avvalsi oggi della facoltà di non rispondere, e quindi Musumeci Francesco, Rapisarda Salvatore, Caponnetto Anastasio, Maugeri Mario, Marchese Lorenzo, Giammuso Francesco, Santa Paola Vincenzo, classe 56, Pavone Emanuele. Il Fichera ha risposto, credo che siano tutti quelli che ho indicato. Si tratta di verbali interrogatorio resi davanti al pubblico ministero al GIP in esito all'esecuzione del provvedimento restrittivo. Per quanto riguarda lo stesso per quanto riguarda il Caponnetto Anastasio. Se ritiene, Presidente, indico i verbali specificamente. Se ritiene indico se ritengo io per le parti se è sufficiente questo, per le controparti e se ci sono osservazioni. Dovete indicare. Anastasio, quali verbali E del commercialista Musumeci? Di Caponnetto Anastasio è il verbale interrogatorio reso al pubblico ministero in data 31 maggio 1994. del pubblico ministero? No, È ancora non ho 31 finito. maggio 93 o 94? 94, ancora non ho finito però, perché sono cuciti in mezzo altri verbali. Sono due. E in data 8 giugno 1994. Verifica. Per quanto riguarda il Musumeci, il verbale interrogatorio reso avanti al giudice per le indagini preliminari in data 18 dicembre 93. Nonché il verbale interrogatorio reso al pubblico ministero in data 3 febbraio
1994. Per quanto riguarda Pavone Emanuele, il verbale interrogatorio del 27 dicembre 93 è reso avanti al giudice delle indagini preliminari, al pubblico ministero in data 27 dicembre 93. E in data 24 maggio 1994 al pubblico ministero. Per quanto riguarda Santa Paola Vincenzo, classe 56, il verbale interrogatorio reso al giudice delle indagini preliminari il 20 dicembre 93, al pubblico ministero in data sempre 20 dicembre 93. Per quanto riguarda Maugeri Mario, il verbale interrogatorio reso avanti al GIP in data 29 dicembre 93 e al pubblico ministero il 28 dicembre 93. Per quanto riguarda Rapisarda Salvatore, interrogatorio avanti al giudice per le indagini preliminari del 20 dicembre 93. È l'unico questo? Chi era questo? Rapisarda Salvatore. Mi pare che siano tutti quelli indicati. Però ci riserviamo se ce ne fossero altri qui, glielo dice, riserva. Che vuol dire? Io credo che siano tutti questi verbali indicati, se vi dovesse essere stato qualche errore al pubblico ministero si riserva di intervenire. Si ammettono i verbali indicati al pubblico ministero. Se possiamo passare all'esame degli imputati, se i pubblici ministeri sono pronti, cominciamo a fare l'interpello e credo che lo debba chiedere uno per uno. C'era uno dei difensori che aveva chiesto di anticipare il suo esame, Tropea. Senta, lo volevo chiedere, nell'attesa che portino l'esame, durerà anche domani e dopodomani, io vi chiedo questo, io due dei miei assistenti li tengono sottoposti all'esame, se avvenisse oggi o dopodomani non avrei problemi, purtroppo io domani non potrò essere presente all'udienza, ecco, se mi rende questo oggi oppure dopodomani senza problemi. Avvocato, io vorrei finire domani sera. Allora io le chiedo la cortesia eventualmente. Per la Corte non ci sono problemi, se il pubblico ministero aderisce. Presidente, io produco il documento ammesso oggi, quello riguardante Calabrò Gioacchino, e il verbale di complimenti Giuseppe del 1896. L'ho dato già, questo non è stato ammesso ancora, doveva avere visione del pubblico ministero perché ha preso visione per esprimere il suo parere. Però è distratto. Non vorrà dissenti, Sì, Consenso. cosa vuol dire sì, scusi? Ho capito. Signor Presidente, io avevo dei documenti che già l'altra volta avevo richiesto l'ammissione, avevo avuto il consenso del pubblico ministero. Si tratta dell'arresto del Manca e del verbale di sequestro dell'autovettura a seguito delle dichiarazioni del Pagano, da dove si evince appunto che l'autovettura di cui si parla non era l'autovettura blindata, bensì un altro tipo di autovettura. Il pubblico ministero aveva già espresso il suo consenso. Deposito anche il verbale utilizzato per le contestazioni. Mi riservo poi materialmente di produrre dei documenti di cui attendo che i familiari mi portano copie. Si tratta di documenti che devono essere rilasciati dalla Camera di Commercio in ordine appunto all'attività svolta dal Palazzolo ed altri rilasciati dalla Questura per ciò che riguarda la posizione dell'imputato invece Rigano Filippo. Bene, andiamo un attimo.
Allora, diceva il pubblico ministero? Tropea Francesco. La scorta dovrebbe accompagnare l'imputato Tropea Francesco. Ancora il sottolineo. Poi non ci sono, domani li dobbiamo prendere. Domani se non ci sono questi documenti. Qua sono. Qua li chiaro. Comunque questi, tutti gli altri, quelli che ho in ufficio. Buonasera. Buonasera. Sì. C'è il suo difensore, l'avvocato Tassanisi, mi pare, sì. No, Freddonello. Ah, l'avvocato Freddonello, mi scusi. Il pubblico ministero può procedere quando è pronto. Signor Tropea, innanzitutto lei ha qualche soprannome? Dico di no perché non ho mai accettato questo soprannome Berlusconi. Infatti ogni volta che mi veniva chiamato così rispondevo che avevo un nome e un cognome. Comunque tale soprannome mi è stato dato, per essere specifico, perché sono un tifoso del Milan e quindi come squadra per questo mi è stato dato. Però non lo accetto come soprannome. Comunque le risulta che qualcuno lo chiama? Sì, qualcuno mi ha chiamato sotto questo... Vuole chiarire alla Corte i suoi periodi di detenzione? Sì, io sono stato arrestato per la prima volta nel 1987 a Milano per un periodo di 6 mesi. Esco e vengo arrestato il 2 febbraio dell'88 a Catania e da quel periodo, quindi dall'88 a oggi, non sono più uscito dalle strutture carcerarie. Dal 1988? 88. Il 4 febbraio dell'88. Per quale tipo di reato era stato arrestato? Articolo 71, detenzione, stupefacenti. Questa detenzione dove si sarebbe verificata? All'hotel Nettuno. L'hotel Nettuno dove si trova? Sul lungomare. A Catania? Catania, sì. E lei era stato trovato all'interno dell'hotel o nei pressi? No, ero nella hall. Ho subito una perquisizione nella stanza e mi è stato trovato come detenzione 240 grammi di cocaina. Anche se hanno riferito in altre maniere. Comunque. Che sostanza era? Mi scusi? Cocaina. Anche se alcuni collaboratori hanno detto tutto l'opposto. Cioè l'hotel Baia Verde mezzo chilo, invece non è così. Comunque ho già subito dei processi per questo. Quello che ci ha detto. Dicevo, dottor Bettone? Sì. Ho subito già dei processi, ho dato ampie spiegazioni alla Corte di Merito, sia quella di Milano... E questa sentenza è passata in giudicato? Sì, io sto scontando 13 anni. Quindi la sentenza è passata in giudicato? Sì, sto scontando anni 13, dall'88 a oggi. Ed è stato arrestato assieme ad altre persone o da solo? No, ero da solo. Lei conosce Santa Paola Benedetto? No. Conosce San Peri Claudio? Il San Peri Claudio, in primo tempo, quando il pubblico ministero dottor Patanè mi ha interrogato, perché io ho accettato sin dall'inizio l'interrogatorio, ho detto che conoscevo un Santeri Antonino, non mi ricordavo completamente del Claudio Santeri, perché l'ho conosciuto nel Natale dell'84, in una circostanza di gioco di carte
quindi una grande confusione, e non l'ho più rivisto tramite un'altra situazione dove poi magari parlerò più avanti, e non l'ho più rivisto, quindi per 10 anni non mi ricordavo più di lui. Quindi, per intenderci, quando l'aveva visto? Natale 84, in una situazione di gioco di carte. In una bisca oppure in una No, famiglia? io non sapevo neanche che era una bisca, perché ero stato invitato dalle ragazze. Poi in secondo tempo mi sono trovato e non l'ho più rivisto, quindi stiamo parlando di 10 anni. Cioè mi riferisco al 94, quando mi ha interrogato il dottor Bettone. Lei dove è stato detenuto? Ci ha detto i periodi, dove è stato detenuto? Io sono stato detenuto 87 San Vittore, 88 Piazza Lanza, 89 Brucoli, dopodiché sono stato Noto, dopo Noto sono stato Bicocca, Bicocca Ragusa, e dopo Ragusa sono stato Mammone, in Sardegna. Lei è capitato nel corso di queste permanenze nel carcere di essere denunciato per qualche lite avute con guardie carcerarie? Mai, ho soffrito di tutti i giorni della legge Gozzini, ho soffrito anche di 3 permessi, premio, e non ho mai avuto nessuna denuncia e nessun tipo di rapporto. In 9 anni di detenzione, mai nessun tipo di rapporto. Suo padre che attività svolge? Mio padre è camionista, era, che ora è in pensione. Le risulta che suo padre abbia rapporti di conoscenza con Campione Andrea? Guardi, di questo non lo so. Che io sappia no, poi dovremmo fare la domanda a mio padre. Lei conosce Pattarino Francesco? Sì, l'ho conosciuto per la prima volta nell'88 a Piazza Lanza. Io ero già ristretto, lui veniva di transito ed è stato appoggiato alla stanza 48, mentre lui ha riferito in modo impreciso 87 e stanza 47, invece è errato, perché è 88 stanza 48. E poi, mi scusi, continuo, e poi lui è andato via, è uscito, e l'ho rincontrato perché di nuovo lui è stato arrestato nell'89 a Brucoli, è stato con me 3 mesi, e dopodiché lui è uscito con gli arresti domiciliari, dopodiché non l'ho più né visto né sentito. Conosce Avola Maurizio? Avola Maurizio l'ho conosciuto in un transito che io venivo da Ragusa, avevo fissato il giorno, un'udienza per i giorni, l'ho conosciuto esattamente ottobre 93, mentre ero di transito a Piazza Lanza, per 15 giorni, quindi il tempo che ho avuto l'udienza e poi la scorta mi ha riportato a Ragusa. L'ho conosciuto nella stanza, alla 55, dove sono stato appoggiato. E per quale periodo siete stati? 15 giorni, già l'avevo detto. Il tempo che mi è stato fatto il processo e la scorta mi ha riportato a Ragusa. Quando lei è stato tenuto in carcere ha svolto qualche lavoro particolare all'interno della struttura di Bicocca? Sì, io ho lavorato per circa 3 anni, 2 anni e 9 mesi, alla struttura di Bicocca come cuciniere. Ho svolto questa funzione. Lei ci può dire dove aveva procurato quel quantitativo di droga di cui era stato trovato in possesso? Dottor Bettone, su questo episodio ho già risposto alla Corte di Merito, infatti se lei, non so se può leggere benissimo il fascicolo riguardando questo, ho dato ampie risposte, sia a questo processo che anche a quello di Milano, perché ho avuto io 2 processi. Già allora avevo risposto. E quindi non intende rispondere qui? No, ho già risposto, sono stato già condannato, quindi non vedo. Io le stavo chiedendo, siccome noi non è che conosciamo
Lei può dire sì o no? Io le sto chiedendo No, se... no, nessun problema, perché ho già risposto allora, quindi non è che non ho problemi a questo. E allora... E tutto nasce dall'87, perché la mia storia, che infatti poi avevo intenzione anche di fare una dichiarazione spontanea, io per 13 anni, dal 74 fino all'87, quando sono stato arrestato, ho lavorato presso l'azienda trasporti aereo con la funzione di gestione traffico aereo, i cosiddetti uomini radar. Quindi ho lavorato Sigonella, Fontana Rossa, Fiumicino e Linate, quindi per 13 anni ho svolto questa attività. E a Milano purtroppo per delle circostanze ho fatto degli errori, li sto pagando amaramente perché 13 anni di detenzione sono tanti, e anche come tanto, anche la mia figura, il mio lavoro, comunque mi è costato molto a prescindere da 13 anni, e da questo è scaturito tutti questi miei sbagli. Comunque tutto questo, voglio dire, è già stato detto e scritto nei vari fascicoli processuali sia a Milano che a Catania. Lei dove abita? Ovviamente non in questo periodo, normalmente dove abita? Io come abitazione in via Cavalieri 127. La via Cavalieri in che zona di Catania si trova? Diciamo una traversa via Giulio Abruzzi. Conosce Calogero Campanella? No, Calogero Campanella io non l'ho mai conosciuto. E posso anche dimostrarlo in tanti modi, comunque. Questo Come lo può dimostrare? Come lo posso dimostrare? Perché da quando ho avuto questo mandato di cattura, quindi dal 94, io mi sono sempre protestato innocente, ho fatto anche lo sciopero della fame, ho scritto un memoriale al dottor Ferrara, il quale mi ha risposto che c'erano ancora indagini in corso, e tutto quello che ho scritto si è verificato. Io infatti da 2 anni che aspettavo questo momento, proprio per dimostrare che la mia più completa estraneità dei fatti. Il Campanella, io mi sono dovuto informare anche tramite il mio avvocato di fiducia e tramite anche l'avvocato che difende il signor Campanella, che io nell'84 ero a Catania, 84 sì, e all'85 io già lavoravo a Fiumicino come controllore traffico aereo. I suoi genitori dove abitano? I miei genitori attualmente? Attualmente e prima? Prima in via Cavalieri 127. E attualmente? Attualmente abitano in via Guzzone. In che zona è questo? Non so se è la Barriera, non so esattamente. Lei conosce Samperi Alfio? No, questa domanda è iniziata fatta anche dal dottor Padelè, non mi ricordo, ho conosciuto un Samperi Antonino che era ristretto nell'88 a Piazza Lanza, ma non mi ricordo questo Samperi Alfio. Presidente, non ci sono altre domande. Avvocato Freddoni. Una sola domanda. Signor Trupello, poc'anzi lei stava parlando che ha detto che non conosce il signor Carletto Campanella e che stava spiegando per quale motivo non ha avuto modo di conoscerlo. Non ho avuto modo di conoscerlo, è una cosa matematica, perché mi sono informato, come dicevo, tramite anche lei avvocato e l'avvocato di fiducia del signor Campanella, che io nell'85 lavoravo come controllore di traffico aereo a Fiumicino, 86-87 a Linate, e ho saputo che il signor Campanella ha avuto delle disavventure carcerarie ed era arrestato all'80, poi era uscito, quindi fino all'89 era detenuto. E mentre io nell'88 già ho subito la seconda detenzione, dopo un mese di quella di San Vittore, quindi era impossibile poterlo contattare o vederlo o conoscerlo, cioè penso che questi sono dati di fatto. Altre domande per l'imputato? No. Mi scusi, sì. Vorrei fare una dichiarazione spontanea, solo più che altro per chiarire, anzi pensavo che il dottor Bettone prolungava l'interrogatorio. Come dicevo, io dall'87, visto che il dottor Bettone parlava del mio processo, tutto nasce da questa storia, da questi errori miei, a prescindere dai miei 13 anni che ho fatto con la qualifica di controllore del traffico aereo.
e tutta la mia detenzione, perché ha 9 anni che io sono detenuto presso le strutture carcerarie. E in riferimento alle varie cose dette dai vari collaboratori, io volevo dire che hanno detto alcune imprecisioni, tipo per esempio il Gambria ha detto che io non ho usufruito del permesso premio, e mentre è errato, perché io il primo permesso premio dopo 6 anni l'ho usufruito proprio da questo carcere, da Bicocca. Eravamo ristretti nella stessa sezione, non dico stanza vicino stanza, ma quasi. E infatti tutti gli altri mi hanno fatto gli auguri perché ho avuto i primi 3 giorni, mentre lui, comunque c'era un po' di astio, che questo magari dirò dopo, e quindi ha detto un'imprecisione. Riguardo poi, io in 9 anni ho fatto una sola richiesta di semilibertà e non l'ho mai usufruita per un motivo molto specifico. Ho fatto richiesta all'azienda dove lavoravo io e non mi è stato concesso perché con la semilibertà si è costretto a tornare di nuovo nell'istituto, mentre per il lavoro che svolgo io sono dei turni, si fa la notte altri giorni, quindi l'azienda non mi ha concesso questo beneficio, quindi non ho mai avuto la semilibertà e mai non ho più trovato come potermi ingaggiare. Poi ecco, lui, il dottor Bettone, ha detto giusto, io non ho mai avuto né un rapporto, quello che aveva riferito il signor Santeri, mai una denunzia con un certo Vasquez per un litigio di guardia. Io soffrì tutti i giorni e anche alcuni permessi premio. E riguardo il fatto della cucina, che il Gragagnolo ha detto che io facevo dei favori con delle fette di carne, signor Presidente, io come posso dirgli, a prescindere che dire molti di noi detenuti quando facciamo il colloquio, quindi della famiglia, soffriamo del cibo familiare e rifiutiamo il cibo dell'amministrazione, quindi c'è un'affluenza in più di carne, ma anche tutto questo io lo potrei solo inquadrare per un mio quieto vivere, cioè perché per chi vive determinate strutture e ha contatto con determinati soggetti è tutto dire, cioè non so se hai reso l'idea. Ecco, questo per riferimento al fatto del favore della fetta di carne che riferiva il Grangagnolo. Poi il fatto che l'Avola ha detto, dice che io ho contattato il Campanella, e giustamente il dottor Bettone cercava, ma io faccio presente sempre tramite che ho chiesto informazioni, e il Campanella è stato ristretto qua per 6 mesi avanti e indietro col 41, quindi era impossibile, anche questo è un dato di fatto, cioè è impossibile che potevo contattarlo come ha riferito l'Avola. E poi, signor Presidente, se mi permette, e chiedo scusa anche ai procuratori e alla Corte, e anche come uno sfogo, io vorrei dire questo. Posso? Visto io forse nella sfortuna di essermi trovato in questa situazione, ho anche la fortuna, cioè perché alcuni collaboratori hanno riferito tante cose, ma ho avuto anche la fortuna di potermi difendere con dati di fatto, cioè questo, per esempio il Cambria, per un rancore che portava, come in effetti lui ha riferito, infatti abbiamo avuto noi un litigio con le mani, e dopodiché lui non mi ha visto più e mi ha rincontrato nel 91 quando lui l'hanno arrestato qui a Bicocca, e lui ha riferito su di me delle cattiverie, cioè ecco, quindi anche questo purtroppo comporta anche il rancore certe volte. Io ho avuto la fortuna che un altro Santeri ha detto delle cose tutto al contrario, cioè, ecco, ma se io non avevo questo non sapevo neanche come difendermi. Come ho avuto anche la fortuna di riportare qui alla Corte, e credo anche al dottor Bettone, dati di fatto sulla mia posizione. Tutto questo, signor Presidente, nient'altro. La ringrazio. Va bene, si accomodi. Il prossimo era stato chiesto di Pastura Carlo, se non sbaglio. Allora la scorta accompagni Pastura Carlo. Buonasera. Mi scusi, lei è il signor? Pastura Carlo. Pastura Carlo è difeso dall'avvocato? Carmelo Cassanisi. Avvocato Cassanisi è presente. Il pubblico ministero può procedere. Signor Pastura, conosce Grillo Rosario? Sì. Quando l'ha conosciuto?
nel 93. Per quale ragione? Lavoravo nella sua agenzia. Questa agenzia di che cosa si occupa, signor Pastura? Trasporti. Quando ha iniziato a lavorare nel 90 già conosceva Nel 93. Nel 93 ha detto? Sì. Lei signor Pastura, il Grillo Rosario lo conosceva prima del 93? No. Come l'ha conosciuto allora, quando si è presentato? Io andavo al porto e prendevo dalle navi le sigarette di contrabbando e lì ho conosciuto il Grillo Rosario. Di cosa si occupava all'interno? All'interno dell'agenzia di che cosa si occupava? Io facevo l'autista di macchina al Grillo Rosario. Senta, il Grillo Rosario non poteva guidare? Sì, poteva guidare. In che senso allora faceva l'autista di macchina? Io facevo l'autista e poi mi occupavo pure dell'agenzia. Cioè perché aveva qualcosa? Usciva normalmente accompagnato da una persona il signor Grillo Rosario? No. Io facevo l'autista e mi occupavo dell'agenzia oppure facevo... Ma autista di che cosa? Di camion? Di macchina. Mettevo la benzina nei camion, faceva mettere la benzina, facevo tutto quello che era necessario nell'agenzia. Senta, dove si trova questa agenzia esattamente? In via Porto di Ferro al porto. Al porto? Alla Civita. Sopra questa agenzia che lei ricordi vi sono appartamenti? Sì, ci sono 3 appartamenti. Di chi sono questi appartamenti? Uno è una signora che si chiama Mascali al primo piano, al secondo piano c'è un appartamento che è di Grillo, al terzo piano c'è un appartamento che è una signora che non la conosco. Sì. Senta, lei ha mai avuto processi o è stato mai arrestato per reati concernenti le armi, signor? Sì, ora, nel 93. E queste armi ricorda dove erano state trovate? Sì, sono state trovate nella palazzina dove ha detto lei, nell'ultimo piano, nella signora che non conosco. Guarda. Lei è stato arrestato da solo per questa vicenda? Sono stato arrestato io e il Grillo Rosario, però prima sono stato arrestato io e il Grillo Rosario era latitante per 7 mesi. Per 7 mesi. Che tipo di armi erano, se lo ricorda? Io non l'ho visto, però ho letto nel giornale, perché poi è uscito dopo 3 giorni nel giornale, era un paio di pistole e qualche fucile. E qualche fucile. Però era l'appartamento della signora, come ha detto che si chiamava? Sì, io so il nome della signora Mascali, quella del primo piano, quella del terzo piano non la conoscevo. Cioè, dove furono trovate queste armi? Sì. Era l'appartamento di chi? Della signora del terzo piano? Del terzo piano. Del terzo piano. E voi avevate le chiavi di questo appartamento, la disponibilità? No. Il processo si è fatto per quella vicenda? Sì, già definitivo 8 anni. 8 anni. Lei soltanto o anche il signor Grillo? No, anche il signor Grillo. Anche il signor Grillo. Senta, signor Pastura, lei ha fratelli? Sì. Quanti fratelli ha? 6. 6. Se può indicare i nomi di questi fratelli e dove vivono? Uno si chiama Pastura Enzo, vive a Catania. Uno Pastura Nunzio, vive sempre a Catania. Uno Pastura Andrea, a Torino. Uno Pastura Eugenio, sempre a Catania, però ora è detenuto. Uno Pastura Mario è sempre a Catania. Uno sono io, sempre a Catania, e mia sorella a Torino. A Torino. E lei il fratello e la sorella che vivono a Torino li ha frequentati? Certo che l'ha frequentato. Lei si è mai recato a Torino? Sì. Si è mai recato a Torino con il signor Grillo Rosario? No. Senta, lei conosce un certo La Rosa? Sì. Chi è La Rosa? È un ragazzo che sta a Montepo. Il nome se lo ricorda? La Rosa, basta. Il nome? No. Ricorda se c'ha soprannomi questa persona? No. No. Lei un certo Pippo Nobili l'ha mai sentito dire? Sì. Sì, e chi è? Forse che è lui. Forse che è lui. E senta, questa persona ha figlie che lei sappia? Figlie? Figlie. Non lo so, Non lo so. Non so neanche se è sposato.
Lei è sposato, signore? Sì. Come si chiama sua moglie? Di Scombinato Giovanna. Giovanna. E sua moglie ha rapporti di parentela con... No. Con chi? Con chi vuole dire lei? Chi voglio dire No. io? Senta, lei Maurizio Avola lo conosce? Sì. Quando l'ha conosciuto? Nel 93, nella 55, Piazza Lanzi. In libertà prima l'aveva mai visto? No. No. Senta, Scavo Giuseppe lei l'ha conosciuto? No. So che era a Piazza Lanza, però non l'ho mai visto. Può essere che l'ho visto, però non mi ricordo neanche il nome, va. Calogero Campanella, lei l'ha mai conosciuto? No. Senta, lei un certo Salvatore Cappello l'ha conosciuto? No. L'ha sentito dire? Sì. Lei un certo Strano Stellario l'ha mai sentito dire? No. Una persona soprannominata Figlio Perso l'ha mai sentito dire? No. No. Battaglia Santo l'ha conosciuto? L'ho conosciuto qui a Bicolca. Prima non lo conosceva? No. Ficheralfio? Neanche. A Bicolca sempre. Ercolano Giuseppe? Sempre a Bicolca. Senta, lei ha detto che ha lavorato presso l'agenzia di trasporti. Sì. Ha mai conosciuto altri autotrasportatori che lavoravano al porto? Io a Porto me la facevo poco, però sapevo che qualcuno c'era, diciamo, Ecolana aveva i camion, però non lo conoscevo. Cioè l'ha conosciuto solo al carcere poi? L'ho conosciuto solo a carcere. Diciamo, conoscevo le ditte, sapevo le vendite. Quali erano? Altre ditte quali erano? Se le ricordi? Non me le ricordo ora. Un po' di tempo, già 3 anni e 2 mesi che sono in carcere, non mi ricordo come si chiamava. Lei una ditta Bartolini o esponenti di questa ditta ha mai conosciuti? No. No. Senta, lei ha avuto mai controlli fatti dalla polizia o dai carabinieri su strada? Su strada? Sì. Sì, una volta. Ho un fermo solo in questi 27 anni che ho, con Grillo Rosario e Grillo Salvatore. Senti una cosa, lei quando ha detto che ha conosciuto Grillo Rosario? Nel 93 a ottobre. A ottobre 90. Ottobre-novembre, lì con lì. Senta, all'ufficio del pubblico ministero risulta un controllo su strada con Grillo Rosario operato l'8 dicembre 92. È sicuro che il Grillo Rosario l'ha conosciuto nel 93? 8 dicembre del 92 non può essere in prigione. 8 dicembre del 92 era in prigione per quale reato? Per rapina e detenzione di armi. Possibile. 8-12-92.
E quanto tempo è stato in prigione? Sono stato arrestato il 18 di settembre dell'88 e sono uscito il 5 d'agosto del 92. E allora non era al carcere, Pastura? Questo qua è dell'8 dicembre? Sì, perché sono stato allora fuori. Era fuori? Sono stato fuori solo 8 mesi, perciò era per forza 92, perché 93 era in prigione, no? Sì, ma io le sto dicendo una cosa, questo controllo risulta a noi operato con il Grillo Rosario a ottobre. No, l'8 dicembre. Dicembre. Mentre lei è uscito ad agosto dal carcere. Ad agosto, sì. Ma l'8 dicembre del 92, le chiedevo... Era solo questo il fermo, che c'ho, e basta. C'è un equivoco, ha detto di essere uscito nel 93, lei ha ripetuto 92, ma lui ha detto 93. Sono uscito io il 5 d'agosto del 92 e sono stato arrestato. E quindi ho capito bene? Sì, ho capito bene. Avvocato Passanisi, mi sembra... Bene. Sì. Sono stato fuori solo 8 mesi. Eccezionalmente. Senta. Come si chiama questo? Pastura Capi. Di Maurizio lo conosce? No. Senta, a noi risulta un altro controllo, sempre fra lei e il Grillo Rosario, e questo di Mauro Maurizio in data 22 marzo 93. Non lo conosco, di Mauro Maurizio. Scusi, dei fratelli che lei ha indicato, ve ne sono alcuni che sono stati colpiti da provvedimenti restrittivi? Chi? Ma non ho capito la domanda. Cioè, sono stati arrestati? Chi? Mio fratello? Dei suoi fratelli? Qualcuno dei suoi fratelli è stato ormai arrestato? Sì, uno, Pastore Eugenio. Per quale reato? Pastore Andrea. Tutte e due? Sì. Per quali reati? Mio fratello Pastore Andrea per ricettazione nell'86. Eugenio? Eugenio per sostanze stupefacenti. Assieme di armi. Assieme a chi? Solo. Non ci sono altre domande. Signor Pastore, lei quanti anni ha detto? 27 questo mese l'ho fatto. Vuole ricostruire tutti i suoi periodi di carcerazione, per favore, con un po' di attenzione? Il 12 di settembre dell'88 e sono uscito il 5 di agosto del 92. Quando è stato riarrestato per le armi? L'11 giugno del 93. E da quel momento? Sono stato sempre in prigione. Lei in questo momento sta scontando pena definitiva? Una pena da 8 anni. Sì, è conosciuto anche. Gli dobbiamo chiedere un'altra cosa. Aspetta. Possiamo... No, un attimo solo, Presidente. Salemi, chi è? No, Pastura, aspetta un attimo. Scusi un attimo, Presidente. C'è Viola Francesco, lo conosce lei? Viola? Sì. No. Ah, sì, che è il collaboratore di giustizia? Sì, l'ho conosciuto a Ragusa. Dove? A Ragusa, il carcere di Ragusa. Nei minorati fisici. Era lui nella sedia a rotelle. Nella sedia a rotelle. In che anno l'ha conosciuto? Nel 90. Sa se questo Viola c'ha qualche soprannome? Non me lo ricordo, però ce l'ha. Si ricorda se è Barry White per caso? Non c'è Barry White, sì. Ho buttato la carriera, lo portavo al cinema, alla chiesa. Mi hanno cascato le scale. Aspetta. Hai domande ancora? Sì, un attimo. Un attimino solo, Presidente. Conosce lei un certo Natale De Emanuele? No. Abbiamo finito, Presidente. Salenti.
Buonasera. Prossimo. Salemi ha detto avvocato? Salemi? Sì. Salemi Salvatore, per favore. Professionisti, c'è la difesa sempre dell'avvocato Seminara per questo Salemi. Per quanto riguarda gli interventi difensivi, quando c'è una doppia difesa, come in questo caso, bisogna che il meno anziano prenda la parola subito appena si inizia, insomma, tra i primi. Presidente, lei deve tenere conto che ho altre posizioni. Non ha importanza, perché questo è un criterio che devo seguire necessariamente. Presidente, purché il subito sia a fine mese per me. No. Presidente, il subito quando sarebbe? Io devo avere il tempo anche di preparare questa difesa. Certo. Io sento dire che gli interventi del pubblico ministero andranno fino alla settimana di Ferragosto. E poi ci saranno 10 giorni di sospensione. Sono 10 giorni. E andiamo verso il 20, 21, 22. Siamo a fine mese. Vabbè, che stiamo intendendo? Non sarò certamente il primo. Il mezzo pieno e il mezzo vuoto, Non sarò certamente il primo ad intervenire nel processo. No, dico comunque tra i primi, perché sto rilevando questa situazione. Ci sono due considerazioni: la posizione di Salemi e il fatto che è difeso che ha due difensori. Io poi difendo altre persone e difendo da solo. Comunque troveremo una cosa. No, e poi quello. Non ci sono problemi. Sì. Allora, il signor Salemi intende sottoporsi all'esame? Sì. Pubblico ministero. Signor Salemi, lei conosce Avola Maurizio? Sì. Quando l'ha conosciuto? Io l'ho conosciuto nell'89, di fronte a casa mia c'era un autosalone del signor Gravagna e lui mi ha venduto una macchina. Praticamente... E lui? Questo signor Avola Maurizio mi ha venduto una macchina. È successo così. Io abito in una casa a Piandereno, in via Caduti del Lavoro. Di fronte c'è questo autosalone. In via Caduti del Lavoro? Sì, signore. Cioè a Picanello? Sì, via Caduti del Lavoro 69. Quest'autosalone è di fronte. Praticamente a me mi occorreva uno turbo diesel. Ho detto al signor Gravagna se sapeva qualcuno se si vendeva qualche macchina, qualche turbo diesel. Lui mi ha detto se lo sento dire te lo faccio sapere. Sono passato un paio di giorni e mi ha detto senti, non me l'hai detto tu per questa macchina? Ci ho detto sì, dice te l'ho trovato. Se quando ne vuole questo ragazzo? Dice 5-6 milioni, non ricordo bene la cifra precisa. Praticamente ho detto me la fai vedere questa macchina? Me l'ha fatta vedere, l'ho provata, mi è piaciuta e non c'avevo, mi mancavano 1 milione per comprare questa macchina. Ci ho detto al signor Gravagna, glielo dice al proprietario se me la può dare, 1 milione glielo do fra 15 giorni. Dice ora glielo dico. Lui mi ha portato la risposta e mi ha detto non te la può dare. E allora io cosa ho fatto? Sono andato da mio fratello per darmi 1 milione per comprarmi questa macchina. Mio fratello mi ha detto vedi se ti do un assegno postale, guarda, vedi se come puoi fare, perché subito non ce l'ho. Il signor Gravagna sempre ha parlato con questo signore, dice non te la può dare, vuole i soldi. E allora io mi sono andato a procurare questi soldi, mi ha portato a questo signore, al signor Avola, ho visto questa macchina, ci ho detto per andare a fare il passaggio, lui mi ha detto domani mattina, dice, ci vediamo qui, dice manda a mio padre che ce l'ha intestata
signor Carmelo Aula questa macchina. Domani mattina siamo andati a fare il passaggio con il signor Aula Carmelo, ci ho dato i soldi e così ho conosciuto questo signor Aula. Ha detto era anno 1989. 89. Poi dopo Poi io questo signore lo vedevo di sfuggita. Dove lo vedeva di sfuggita? Io abito a Pecanello, no? Lo vedevo che passavo, ma alcune volte, raramente, proprio, dico andare che io l'ho visto 2 o 3 volte in vita mia. Lei che lavoro fa? Sono fioraio. Fioraio dove? Piazza Santa Maria della Guardia. Ha fatto il fioraio sempre in quel posto oppure in altre... Sempre in quel posto. In altre parti della città, anche in modo ambulante? Mai fatto... C'ho un altro fratello che a Pecanello c'ha un altro negozio di fiori e alcune volte quando c'è il lavoro vado anche là. Lei conosce Samperi Claudio? Io non lo conosco questo Samperi Claudio. Questo signore può darsi che conosce me, perché io sono fioraio e vado in giro con il furgone di fiore. Questo signore che dice che è del mestiere, che io non mi risulta perché non l'ho visto mai e non l'ho incontrato mai in una chiesa, in un matrimonio, non l'ho mai incontrato che ha lavorato con i fiori a queste persone. Se lui mi conosce lui a me, perché mi vedeva con i fiori, con il furgone con i fiori. Chiunque guarda il furgone e vede la persona che c'è lì dentro. Lei ha mai venduto fiori in via Etnea, vicino alla stand? No, mai. Mai. In quel posto? Proprio mai. Io sono lavorato solo nei negozi, mio fratello in via Galati che si trova a Pecanello e in piazza Santa Maria della Guardia, che il negozio è di mio padre e ce l'ha dato a noi figli. Di più di 50 anni fa ha aperto questo negozio. Lei ha avuto altre vicende giudiziarie oltre queste e sì. Prima di queste? Nell'87 mi hanno arrestato per un furto di macchina. Per un furto di macchina. È passata in giudicato questa sentenza? Io ho fatto 3 mesi, poi c'è stata l'amnistia nel 90 e sono stato... E questa è l'unica vicenda giudiziaria sì. che ha avuto? Sì, prima sono stato nell'82 e sono stato arrestato per un furto di un'autoradio. Prima ancora? Sì signore, poi non sono stato più arrestato, ma dall'87 in poi ho capito che non era più vita per me. Dall'87 in poi l'ha capito? Sì signore. Conosce di Re Giuseppe? Sì. Quando l'ha conosciuto? Da sempre lo conosco, perché abitavamo e abitiamo ancora vicini di casa. A Picanello? Sì signore. E il Di Re di che cosa si occupa? Di Re c'ha un'officina meccanica da macchine da costa, a 100 metri di dove abito io. E lo conosco, a questo ragazzo lo conoscono chiunque che viene a Picanello, perché questa officina è un'officina grande, cioè che lavora tanto. Conosce Grangagnolo Carmelo? Questo signor Grangagnolo non lo conosco. Ora, succede così. Io, quando mi ha interrogato il dottor Gippi Ferrara, mi ha detto se conoscevo Grangagnolo. Io questo Grangagnolo, il cognome, non l'ho mai sentito. Però nella zona di Picanello, questo signore lo vedevo di vista, ma non ho avuto mai, non sapevo né come si chiamava, non sapevo neppure che era cognato di questo Samperi, non sapevo completamente niente. Dico andavo che sono stato arrestato, so che si chiama, che sono parenti e tutte queste cose. Conosce Marcello D'Agata? No, l'ho conosciuto qui nel carcere di Bicocca. Conosce Fresta Salvatore? Sì signore. Quando l'ho conosciuto e come l'ho conosciuto? Sì signore. Dunque, vicino a casa mia, io abito al numero 69, al numero 67 c'era un circolo ricreativo dove ci andavano tutti gli appassionati della Juventus, tifosi della Juventus. La sera, alcune volte. Questo circolo ricreativo dove si trova? In via Caduto del Lavoro. Il proprietario era il signor Licciardello Mario e ci ha dato il permesso per aprire il questore pure di Catania.
Io alcune volte la sera dopo lavoro me ne andavo lì, si giocava a briscola, mangiavamo un gelato e questo ragazzo, siccome era malato, sua moglie alcune volte la sera lo accompagnava lì, lo portava lì e così ho conosciuto questo ragazzo. Sa se è vivo o se è Mi ha morto? detto lei quando è iniziato il processo che è deceduto. E poverino, io neppure lo sapevo. È capitato di essere stato controllato con questo... Come? Le è capitato di essere stato controllato da polizia o carabinieri con questo signor Io? Fresta? Sì. Sì. E con il signor Di Re? Sì, signore. Ricorda quante volte è successo? Di preciso non lo so, non ricordo. Lei sa se il signor Fresta conosceva il signor Avola, Maurizio? Non lo so questo. Lui mi raccontava... Quando l'ha conosciuto il signor Fresta, mi scusi? Quando l'ho conosciuto, non lo so, 88, 89, non lo so, non lo ricordo. Ma abitava vicino a casa sua? Ci abitava suo fratello vicino a casa mia, ci abita ancora. E lui invece dove abitava? Lui dove abitava? A Cannalicca. La via non la ricordo. Non ci sono altre domande, Presidente? Grazie Presidente. Signor Salemi, lei ha parlato di questo passaggio di proprietà, di questa vendita di un'autovettura che era intestata al padre di Avola Maurizio. Sì, signore. Ha detto che fu fatto un passaggio di proprietà. Sì. Fu incaricata un'agenzia per questo passaggio di proprietà? Sì, sono andato da Summa e Messina in via Milano. Come si chiama? Summa e Messina. In via Milano? Via Milano, sì. Quindi le pratiche di questo passaggio Posso di far proprietà avere anche il passaggio di proprietà. furono fatte presso questa agenzia? Sì, signore. Si ricorda l'anno con precisione? Avvocato, non lo ricordo, 89, 90, non lo so di preciso. Senta, vedo che lei tiene il braccio destro in una posizione particolare, ha qualche malattia? C'ho una paralisi infantile. Il braccio destro? Sì. Quindi lo ha sempre avuto? Sempre così. Ma lei lo usa questo braccio? Poco. Nel senso che lei usa il braccio sinistro soprattutto? Tutto con la mano sinistra. Ho capito. Un'altra domanda. Sì, Presidente, solo una domanda. Sì. Gravagna Salvatore, lei sa se ha qualche soprannome? Pubblico ministero, questo qui è facile perché abitano io, chiunque lo sa. Me lo dica lei. Un attimo perché non lo ricordo. Lo sanno tutti e lei non lo sa. No, io lo so, sto dicendo, non ricordo il parrucchiere. E perché lo chiamavano così? Non lo so questo, non lo so. Cioè, ha fatto il parrucchiere, questo lo voglio dire? No, non lo so, non glielo so dire. Non glielo so dire. Io l'ho conosciuto perché lui aveva questo autosalone lì, di fronte a casa mia. Cioè ha aperto questo autosalone e io l'ho conosciuto. In via Cadute degli Lavori? Sì, signore. Ecco, lei sa se il Gravagna avesse la disponibilità di garage, qualche garage in altra parte? Non lo so, signor Pubblico Ministero, perché io lo dicevo, non c'avevo niente da nascondere. Grazie. Mi consente un attimo di concludere. Lei ha parlato di fratelli, lei quanti fratelli ha? Noi siamo 4 fratelli. E ha parlato di suo padre è vivente ancora? Sì, mio padre è del 1910, ha 86 anni. Okay. Senta, i suoi fratelli, i suoi familiari dove abitano? In quale quartiere? Abitiamo la maggior parte tutti là, nella zona. Quale zona? Picanello. La zona di Picanello. Lei prima di sposarsi dove abitava? Dove abito in via Cadute del Lavoro 69. Ha sempre abitato lì anche prima del matrimonio? Poi mi sono sposato e mia madre ha cambiato abitazione, io sono rimasto là. Okay. Si può accomodare, sì. Il prossimo, buonasera. Chiamo l'ordine alfabetico, Presidente. Aiello Giuseppe.
È presente? Signor Presidente, io sostituisco l'avvocato Di Giorgio in relazione a questo imputato e agli altri assistiti da lui, Romeo Francesco e Tudisco Santo. Il signor Aiello Giuseppe. Signor Presidente, mi scusi. Non è vero. La Presidenza accetta prenotazioni di giorno di discussione? No, la Presidenza, il pubblico ministero. Per la discussione? Certo. Può segnare 28 e 29 la Procuradoria, agosto? Certamente. Evidentemente il giorno dopo già in America. Scusi, quanti ne ha? 12 imputati? Niente. Ne ho appena 6. 6? Non mi ricordo 12 però. Per 6 28 e forse 29. Va bene così? Aspetta, Aiello Giuseppe, la misura. Solo una curiosità, dico, dobbiamo comunicare noi, cioè abbiamo un calendario a disposizione del giorno utili? No, dico per saperlo, si dovrebbe cominciare come fare? Con le doppie difese, cioè quando c'è un imputato che ha due difensori si fa parlare uno dei due, quello che è meno anziano. Si dovrebbe cominciare con quest'ordine. Questo indipendentemente dal carico del processo? Indipendentemente dal carico del processo? Dalla posizione, dico, si prescinde? Ma guardi, come posizione si può fare eccezione a questo criterio solo per particolari posizioni, insomma, anche particolarmente delicate, che sono così delicate che insomma lo sa persino il Presidente, vai, voglio dire. Allora Presidente, scusi, io per fine mese per fuori Antonino posso discutere, tanto che ti dirò per 10 minuti, quindi. Certo, allora certo. fine mese che è il giorno disponibile. Questo poi lo vediamo. Facciamo dopo, pensavo che si potesse fare perché in ogni caso le toccherebbe. Per Florio. Sì. Lei assieme a chi? No, io per Florio sono solo. Ah, solo. Allora, lo segniamo qua. Che giorno è, Presidente, scusi? Ah, non mettiamo 29 può essere? Può darsi, sì. Se ci sono 10 minuti da dopo Antilli, il restante quarto d'ora del 29 mi piacerebbe, come possibile. Allora, signor Aiello Giuseppe, difeso dall'avvocatessa Dionisi, mi pare, no? In sostituzione dell'avvocato Di Giorgio. Vuole rispondere alle domande? No. Può tornare al suo posto. Signor Presidente, magari se si chiamano gli imputati assistiti qui dall'avvocato Di Giorgio, c'è Romeo Francesco e Tudisco Santo. Diceva? Romeo Francesco e Tudisco Santo. Allora, Romeo Francesco, per favore. Un attimo solo, Presidente, anche perché il pubblico ministero si deve regolare un attimino. Per l'ordine. Possiamo intanto fare venire Romeo? Ah vabbè, allora se possiamo. No, riguarda l'interrogatorio di Robini, di Aiello Giuseppe. Deve essere in quello del 4006. Quasi. E dobbiamo chiedere acquisizione. Si avanza. Gli altri sono avanti con la presa. Questo è il primo che va E avvocato Passanisi? Siamo preparati, no? Avvocato Passanisi? Avvocato Passanisi? Tudisco si avvale? Tudisco?
Chi è che sta venendo adesso? Come lo fai riscrivere? Io non mi piace, come lo fai sottoporre adesso? Cioè non è un coglione. Non c'è un cazzo. È in fondo. Per pastura no. Questo c'è una continuazione evidentemente prevista 45 cazzo che dentro si sconda molto anni perché per le armi a questo punto diciamo un grillo E quindi tu fumi. Certo, la continuazione c'è. non c'è la continuazione. La continuazione c'è. L'avvocato parla di internazionale che deve fare. Quando non è alfabetico che pensa lei, visto che chiederete la soluzione del numero 1, ogni discussione lascia lo spazio, andiamo. Lì si parla, io so che questa la scuola Salemi e Marino che E la scorta per favore dovrebbe accompagnare chi? Romeo? Allora Romeo ha rinunciato, l'avvocatessa Danna. Chi era? No, l'avvocatessa Dionisi. Sì, e ci sarebbe Tudisco Santo. Tudisco Santo. Signor Freire, Tudisco Santo c'è? Signor Presidente, per quanto riguarda i rinuncianti, noi possiamo chiedere sin da adesso per quanto riguarda Romeo Francesco. Scusi, pubblico ministero, le richieste le fa poi tutto all'ultimo, direi. Suggerire, no? Se disegna. Sì, ci possono essere ripensamenti, cosa? Aiello no, cosa c'è? Che fa la volontà di rispondere. Ricordati che Romeo dice che No, ma non c'è più. E Tudisco Santo? È presente? conserviamo. Si avvale, questo signore si avvale. Quello si avvale vuol dire che Tudisco non sappiamo. Altrettanto. Questi sono quelli da ieri. Romeo non si avvale, ci mettiamo si avvale, non si presenta. Rinunciante, quindi. Rinunciante? Dobbiamo chiedere il verbale. Rinunciante. Può darsi che domani comparta. E come? Se l'hanno chiesto qua vuol dire che in ogni caso si avvale. Se hanno chiesto un'anticipazione Romeo. Ma come? Faccio spiegare. Di Giorgio l'ha lasciato detto alla cosa, alla Dionisi, quindi vuol dire che anche domani poi la stessa scena. Faccio vedere Romeo, il verbale di Romeo. L'interrogatorio? Ma lo date a capo il verbale interrogatorio di Romeo? Se li segna questi per favore. Mi dia Romeo, ma non ce le devo vedere, scritto almeno per il periodo. Col corpo che non lo conoscevo, no? L'ho preso subito, nel secondo foglio. Davanti Ma io non abbiamo maturato il processo, neanche noi, questa è la verità. Non è che. Questa è l'autista che non è già un po' di all'esterno. Francesco lo conosce. L'avessimo attaccato prima, Barbera ci va solo dice che fa uscire uno. Ma forse non ce l'ho chiesto, se lo ricordi, ti abbiamo chiesto? Non te lo ricordi o lo No, non ce l'abbiamo chiesto. Abbiamo le caramelle qua. Impossibile, non ce l'abbiamo chiesto.
Perturisco qual è la situazione? Cioè Tudisco ha rinunciato pure? Va bene. Appresso. Aiello Vincenzo. Aiello Vincenzo. Ma Presidente, se magari, non so che criterio avrà adoperata la Corte, ma se magari lo volesse chiedere dal... Certo. Aiello Vincenzo, per favore, si fa avanti. Si avvale, Presidente, si avvale della facoltà di non rispondere. Sto proseguendo? Stanno seguendo l'ordine alfabetico. Sì. Segnalavo però, Presidente, per un mio assistito che ha rinunziato all'inizio di oggi per ragioni terapeutiche, perché è soggetto a terapia, che domani quindi tende a essere posto l'esame. Bene, allora lo farò presente. Alecci Antonino. Signor Presidente, vuole parlare Alecci. Sono parlato di me, chiedo scusi. Alecci vuole parlare. Allora, lo facciamo accompagnare qua. Lo scorto, per favore, proceda. Alecci Antonino. Alecci Antonino, va, veloce. Alecci Antonino. No, Lecce cos'era qua? Si accomodi. Buonasera. Intende rispondere alle domande Lecce? Pubblico Ministero? Sì, Presidente. Sì, inizia. Qua c'è il verbale. La posizione. Signor Alecci, lei da quanto tempo è detenuto? Dal marzo 92. Dal marzo 92 per che cosa era detenuto? Per una tentata rapina. Tentata rapina in concorso con altre persone? No, da solo. Da solo. In danno di che cosa o di chi? Di una gioielleria, un gioielliere. Lei conosce Avola Maurizio? Avola Maurizio, sì, l'ho visto qualche volta che se la faceva a Picanello, cioè lo vedevo lì. E lei se la faceva anche a Picanello? No, io lavoravo con mio padre. Mi scusi, lei conosce Avola Maurizio che se la faceva a Picanello? Lei, dico, anche lei stava a Picanello? Domanda. Io ho lavorato con mio padre prima che mi arrestassero. Con i videogame. Con i videogame? Dove? In via Re Martino. Ed è a Picanello, mi pare, o no? Picanello, sì. Via Re Martino, Ognina Picanello. C'è una sala da videogiochi? No, dove facevamo riparazioni. Ah, riparazioni. Sì. E noleggio. E quindi Avola dove lo vedeva? Una volta mi ha contattato Avola che voleva fare una sala giochi e praticamente dice com'è la percentuale in questi... Questo quando avveniva? Quando è avvenuto? 91, 90, non mi ricordo bene comunque. Non mi ricordo bene. E allora? Niente, voleva sapere le modalità, come si gestiva, come non si gestiva, perché c'aveva un locale, mi ha detto, a Ognina mi pare. Lui, l'Avola?
o alla Scogliera, Ognina o alla Scogliera, sì, non mi ricordo. Aveva un locale? C'aveva un locale. Un locale pubblico? Come? Un locale pubblico, dico. Non lo so, una bottega, non ho avuto modo di vedere io comunque. E praticamente mi ha detto com'era la percentuale, voleva essere informato su come erano i guadagni, la percentuale su queste macchinette videogame. Allora praticamente io ho detto sì, con mio padre lavoriamo così al 50%, lui ha detto io voglio fare una cosa in grande. Che significa il 50%? Che praticamente se si portano a noleggio le macchinette, noi pensiamo alle riparazioni e le macchinette che sono di nostra proprietà, li portiamo a noleggio e l'incasso viene suddiviso al 50%. Praticamente lui poi il 50% dice è un po' poco perché io voglio fare una cosa in grande, dice voglio il 70%. Ho detto il 70% mi sembra impossibile, comunque ne parlerò con mio padre e poi non si è fatta la cosa. E questo, mi scusi, forse mi sono distratto, quando è avvenuto? In che epoca è avvenuto? Non mi ricordo bene, il 90, non mi ricordo bene il periodo. Non lo so, lui dice che c'era un grande locale. E poi non l'ha più rivisto? Come? Non l'ha più rivisto? No, poi no. Lei conosce Caudullo Giuseppe? Caudullo? Giuseppe. No. L'abbiamo sentito qui, un collaboratore. Sì, l'ho sentito Caudullo, però non so in questo momento nemmeno chi sia. Caudullo Giuseppe. La rapina per la quale è stato arrestato, in che luogo è stata commessa? Cioè la via dove c'era sta rapina? Questa dove gioielleria, sì, dov'era? In Vietnea. Vietnea. Sa come si chiama il gioielliere? O la L'ho gioielleria? saputo successivamente. Come si chiama? Un attimo. Cicala. Lei conosce Calogero Campanella? Calogero Campanella? Sì, l'ho conosciuto per la prima volta, aspetti un attimo, a Piazza Lanza, sì. Eravamo nella stessa In che periodo? cella. In che periodo? Subito, mi sembra, quando mi hanno arrestato. Quindi lei è stato arrestato nel 1992. 92. Periodo dell'anno? Marzo. Quindi appena arrestato l'ha conosciuto in carcere? Eravamo nella stessa cella. Nella stessa cella, in quale braccio? Capisci? Mi pare, sinistro mi pare. Sinistro, le pare. La cella comunque era la 57. 57 nella stessa cella di Calogero Campanella al braccio sinistro a Piazza Lanza, è così? La cella sono sicuro era 57, il braccio non mi ricordo. Il braccio non se lo ricordo, lo possiamo La cella è 57. A Piazza Lanza. Piazza Lanza, sì. Conosce Gran Cagnolo Carmelo? Anche là l'ho conosciuto. No. A Piazza Lanza. In quello stesso periodo? Forse più avanti, non mi ricordo bene. Comunque mi sembra che era d'estate. Sì, d'estate era. Lei sa se ha qualche soprannome? È noto adesso. È noto adesso. Adesso è noto, prima non lo era noto? Prima no. E come si chiama allora? Sugasangue. E Samperi Severino Claudio? Samperi, quando mi ha interrogato il signor giudice Ferrara, non sapevo nemmeno chi fosse. Comunque, dato che poi lui è venuto a Torino, no, a Roma, più o meno ho capito della persona che si trattava. Cioè l'ha capito soltanto vedendolo in faccia a Re Bibbia? Ma ripeto, con questa persona non ci ho mai fatto niente. E come l'ha conosciuto allora? Com'è che si ricorda di averlo conosciuto?
Come mi ricordo? Lei ha detto che vedendolo a Re Bibbia si è ricordato di averlo visto qualche altra volta. Spiego subito. Ecco, me lo spiego. Perché una volta che io, da 20 anni, cioè dalla tenera età di 2 anni, ho abitato a Picanello, perché praticamente dove c'aveva la bottega mio padre. Sì, quasi. Questo qua deve vedere. Questo. Sotto mi scusi, mi sono distratto, vorrei ripetere cortesemente. in via Re Martino, sotto avevamo la bottega di riparazione e noleggio, sopra era l'abitazione. Dalla tenera età di 2 anni fino a 21-22 anni ho abitato là. Andiamo Amato come interrogatorio. E quindi? E quindi me la facevo là, ho visto che non era un viso nuovo, ma io ripeto, da prima non l'ho mai conosciuto, non ho mai preso un caffè con questo signore. Cioè lo ha visto a Picanello, mi faccia capire, a San Pedro? Nella zona, non lo so, Picanello, Ognina, in quei paraggi là. Conosce... un'altra cosa, l'ho visto anche, sa dove? Ora mi sto ricordando.